Il Caffè Grani si è aggiudicato la vittoria del torneo di calcio a 5 di Badia Polesine. Quest'anno l'evento, organizzato dal locale Milan Club, è stato dedicato alla memoria di Sergio Rezzadore. All'ultima partita, proprio la squadra del Milan Club si è scontrata con i vincitori del Caffè Grani, con il risultato di 7-5. Sono stati proprio i familiari dello scomparso Sergio Rezzadore a consegnare i premi, assieme all'illustre presenza di Giorgio Biasiolo, ex giocatore del Milan degli anni 70. Nella formazione vincente si sono distinti Giovanni Guccione, premiato come miglior calciatore, e Andrea Brunello come miglior portiere. Il terzo posto è stato occupato dal De Gheio irlandese Pub, che ha superato per 10-1 i quarti classificati del Clan 12 con 9 reti di Andrea Zanirato, che si è aggiudicato il premio del capocannoniere con 21 gol totali. Il premio Fair Play è andato invece alla formazione dell'Amatori Calcio Badia. Gli organizzatori hanno voluto dare un riconoscimento anche a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del torneo, che ha animato l'estate calcistica badiese.